Dottore. Continuano le polemiche sull'aumento di pedaggio lungo l'autostrada Venezia-Padova. La presidente di CAV, Luisa Serato, risponde all'ex ministro Toninelli che aveva attaccato la regione. Venti di guerra in Medio Oriente, la paura nelle prossime ore di un'escalation militare vede mobilitarsi la macchina statunitense che coinvolge anche le basi italiane di Aviano e Vicenza. Comunità sconvolta a Montecchio, Precalcino per la morte della trentenne vicentina trovata senza vita in una spiaggia in Marocco. Prima ipotesi annegamento, ma per ora nessuna pista esclusa. Mi hanno picchiato al parco Querini di Mestre, ai nostri microfoni la testimonianza di un uomo vittima di un'aggressione da parte di un gruppo di giovani ubriachi, la sua colpa averli rimproverati per la loro maleducazione. 45enne autista polacco entra in centro storico a Porto Gruaro con il suo tir provocando danni per migliaia di euro agli storici palazzi, aveva un tasso alcolemico fuori norma. Livelli di PM10 da record nella Marca, Trevigiana dopo i roghi del Panevin, riesplode la polemica sui falò, ad Arcade in 7.000 per l'appuntamento più atteso, Zaia non si tocca la tradizione, il nostro sondaggio. Grande festa oggi in Canal Grande a Venezia per la tradizionale regata delle Befane, da più di 40 anni appuntamento fisso dell'Epifania veneziana. Buonasera a voi tutti, una buona Epifania, eccoci in diretta, edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Allora partiamo dalle polemiche sull'aumento del pedaggio nel tratto autostradale Venezia-Padova. La presidente di CAV, Luisa Serato, risponde all'ex ministro Toninelli che aveva nelle scorse ore attaccato la regione. Non si sa se per farlo prenda l'autostrada del Sole, ma la polemica sull'aumento di pedaggio sulla tratta Padova-Marghera rimbalza da Roma a Venezia anche nel giorno dell'Epifania. L'affondo dell'ex ministro ai trasporti Danilo Toninelli è rispedito al mittente dalla presidente di concessionarie Autostrade Veneto Luisa Serato. Toninelli ha sottolineato come gli unici aumenti autostradali in Italia nel 2020 siano avvenuti in Veneto e in Lombardia, due regioni a guida leghista da decenni. Ma, risponde Serato, la decisione sulle tariffe è più complessa. La concessionaria infatti non provvede autonomamente a degli aumenti che arrivano dopo un'ampia fase istruttoria che coinvolge sia il Ministero dell'Interno che quello dell'Economia e delle Finanze. Sta di fatto però che si tratta di in questo momento di uno dei pedaggi più cari in Italia. No, ma guardi, su questo non c'è dubbio. Sta di fatto però che l'infrastruttura non è ancora pagata però e la stiamo pagando e il piano di rientro, cioè il piano economico-finanziario che sostiene il bond, che come noto insomma ammonta a 830 milioni di euro e gli investitori sono tutti internazionali, prevede questi adeguamenti. CAV è partecipata al 50% dalla Regione Veneto e al 50% da ANAS, che esprime anche l'amministratore delegato, mentre 3 membri su 5 del Consiglio di amministrazione, tra cui il Presidente, sono espressi dalla Regione, ma il Presidente non ha poteri esecutivi. Quindi per i pedaggi, per l'aumento di quest'anno, da chi è partita comunque l'iniziativa? È una delle cose che manco passa per il CDA, nel senso che è una questione squisitamente tecnica, no? E quindi probabilmente, adesso io non lo so, ma la richiesta di adeguamento del pedaggio sarà firmata, motivandola ovviamente, dal dirigente amministrativo, per dirle, cioè il CDA è a conoscenza perché sa che si fa così, sa che viene fatto tutti gli anni, quindi tutti gli anni tutte le concessionarie italiane chiedono l'adeguamento. Resta il fatto che l'aumento ha provocato diversi malumori per chi la tratta la percorre tutti i giorni per lavoro, 3 euro per una ventina di chilometri, quindi 6 tra andata e ritorno, tanto che si è paventata l'ipotesi di sgravi per i residenti delle province di Venezia, Padova e Treviso. Dipende un po' da quello che decide di fare il Parlamento, il governo e il Parlamento ovviamente in questo caso, perché la modifica naturalmente dovrebbe avvenire per via legislativa. E allora sentiamo l'attacco delle scorse ore da parte dell'ex ministro Toninelli, cui è seguita la replica immediata della Regione. Le regioni dove sono aumentati i pedaggi sono solo queste due. Lombardia e Veneto, le regioni che sono storicamente amministrate dai bravissimi
governatori e amministratori della Lega. La prima polemica del 2020 corre lungo l'autostrada e il pedale dell'acceleratore di una corsa già iniziata nei giorni scorsi dopo l'annuncio dell'aumento del pedaggio di CAV lo spinge il Movimento 5 Stelle, trasformandolo in agone politico a pochi mesi dalle regionali. Tuona Toninelli, il pentastellato che da ministro non presenziò all'avvio del primo tratto di Pedemontana, sgarbo istituzionale che la giunta leghista ricorda ancora, come dire, mai corso buon sangue. E non è bastato che in questi giorni il governatore Zaia abbia annunciato il progetto di trasformazione di CAV in CAV 2.0 che consentirebbe l'abolizione del pedaggio della Padova-Venezia, tratta nel mirino delle polemiche. L'attacco di Toninelli è chiaro. Nelle autostrade leghiste gli aumenti ci sono perché sono talmente in perdita e mal gestite e mal programmate che non c'è alternativa. Sono talmente progettate male, costruite male come modelli che portano gli aumenti e senza questi aumenti vanno veramente gambe per aria perché le hanno strutturate appunto con modelli finanziari di base che sono totalmente fallimentari, flussi di traffico previsti ovviamente sbagliati, molti di meno, sono veramente autostrade poco utilizzate e con questi aumenti lo saranno ancora di meno. Ma da Palazzo Balbi la risposta è altrettanto cristallina e arriva per voce dell'assessore ai trasporti e alle infrastrutture Elisa De Berti. Forse l'ex ministro Toninelli dimentica di aver firmato lui, nelle vesti di membro del governo Conte 1 a fine 2018, il decreto di aumento delle tariffe dei pedaggi di CAV. Inoltre, pare aver dimenticato che CAV è una società concessionaria pubblica, dove il 50% è in mano ad ANAS, che esprime anche l'amministratore delegato. E sulla gestione puntualizza, CAV è l'unica società concessionaria a gestione pubblica con bilanci sanissimi. Se il modello è sbagliato, perché allora firmare un anno fa il decreto con l'aumento dei pedaggi? O forse, conclude De Berti, Toninelli non si è reso conto di ciò che firmava? Veniamo alla cronaca proprio delle ultimissime ore perché c'è stata una forte esplosione e poi le fiamme nel tardo pomeriggio all'interno di un'azienda di vernici di TAI di Cadore. Ci aggiorna in diretta Tiziana Bolognani. Buonasera Tiziana. Sì Lina, buonasera. Come hai detto tu, una forte esplosione, un boato che ha fatto sobbalzare tutto il centro Cadore meno di un'ora fa. Un incendio si è sviluppato attorno alle 17:30 di oggi, per la precisione, all'interno della Galvalux che ha sede a TAI di Pieve di Cadore. L'incendio si sarebbe innescato all'interno di un grosso serbatoio e fortunatamente, riferiscono i vigili del fuoco, non ci sono feriti. La Galvalux è un'azienda che opera nei trattamenti galvanici e di verniciatura su accessori per pelletteria e occhiali ed è un'azienda molto nota in provincia. Le notizie al momento, come potete immaginare, sono frammentarie perché i vigili del fuoco, accorsi in forze, stanno operando per domare le fiamme, per mettere in sicurezza il fabbricato e i macchinari in esso contenuti. Nella zona stanno operando anche i carabinieri con il personale dell'ARPAF, dello Spisal e del 118. Puntuale sarebbe stata la segnalazione dell'allarme elettronico e il conseguente arrivo della squadra antincendio dell'azienda che ha evitato il peggio. Poco più di un anno fa, e questa è una casualità, precisamente nell'ottobre del 2018 un caso analogo si verificò nello stabilimento della Galvalux e causò il danneggiamento di alcune vasche dell'impianto di galvanica e di parte dell'impianto elettrico. Lina, questo è quanto posso riferirti fino a questo momento, naturalmente gli aggiornamenti nelle prossime edizioni. A te. Grazie Tiziana Bolognani, lo avete sentito, gli aggiornamenti nelle prossime edizioni. Tra pochissimo parleremo anche di tutt'altro, di Panevin nella marca trevigiana nella fattispecie, ma intanto vi anticipo il quesito del nostro sondaggio di questa sera proprio legato al picco di smog che i Panevin hanno provocato e al dibattito in corso sulle opportunità di ridurne quantomeno il numero all'Epifania. Vedete come sempre i numeri a cui esprimere il vostro sì o il vostro no al nostro quesito. Vi ricordo che è sufficiente digitare il numero e anche se poi vi darà l'impressione di linea occupata, in realtà la vostra opinione sarà stata comunque registrata e poi naturalmente l'esito del sondaggio nel corso di Ring questa sera, la prima serata dedicata all'attualità politica di Antena 3. La paura, cambiamo tema, nelle prossime ore di un'escalation militare vede mobilitarsi la macchina da guerra americana che coinvolge anche le basi italiane di Aviano e Vicenza. La crisi in Medio Oriente, dopo l'uccisione del generale iraniano Soleimani, sta aggravandosi sempre più.
come pure cresce la paura per le minacce di ritorsioni anti-americane da parte dell'Iran. Washington ha fatto innalzare il livello di allerta ordinato alle basi statunitensi in Europa. A Vicenza il livello resta ancora solo di preallerta, almeno ufficialmente, per i contingenti di paracadutisti della 173esima brigata ospitato nelle caserme Ederle e del DIN. Innalzato invece al livello superiore l'allerta della base aerea di Aviano, dove sarebbero già in trasferimento i paracadutisti provenienti da Vicenza, un contingente che oscillerebbe tra i 150 e i 700 militari, chiamato la punta di lancia per le operazioni in Medio Oriente. Di lei non si avevano notizie da quasi 2 giorni, ieri però il suo corpo è stato ritrovato. Era una ragazza di Tiene che si trovava in Marocco, le circostanze della morte sono però ancora poco chiare. Si chiamava Eva Valerio, era nata a Tiene 30 anni fa, trasferendosi poi a Montecchio Precalcino. Appartiene a lei il corpo ritrovato sulla spiaggia di Butala, nel sud del Marocco. La giovane si trovava con un amico del posto in vacanza nella località turistica, noto polo di attrazione per gli appassionati di surf e kitesurf. Dal 3 gennaio però di lei non si aveva più traccia. Al camper che condivideva con il compagno non aveva più fatto ritorno. L'uomo ne aveva quindi denunciato la scomparsa, facendo partire immediatamente le indagini. Alla fine gli agenti della locale gendarmeria hanno ritrovato il cadavere lungo una spiaggia nella laguna di Dakhla. Le cause della morte sarebbero riconducibili all'annegamento, ma per accertarlo le autorità inquirenti hanno disposto l'autopsia sul corpo della donna, che è stato trasportato all'ospedale di Agadir. Al momento non si esclude nessuna ipotesi sulle dinamiche della scomparsa dall'incidente all'omicidio. La procura di Dakhla sta inoltre vagliando le dichiarazioni dell'amico marocchino della donna, che avrebbe anche collaborato attivamente alle ricerche. Eva Valerio era nata a Tiene, ma prima di andare all'estero è vissuta a Montecchio Precalcino, dove risiedeva con la famiglia. Un'intera comunità oggi è colpita dal dolore per la perdita di una sua figlia. Questa notizia che cosa è? Il primo pensiero qual è stato? Non abbiamo mai dormito, neanche a mia figlia, che lui la conosceva benissimo. Conoscevo la ragazza, conosco la famiglia, conosco soprattutto la sorella più piccola che andava a scuola con mia figlia e sono molto addolorata per questa cosa, perché è una figlia di tutti noi. E perciò, essendo un paese piccolo, ci conosciamo tutti. E davvero la comunità tutta di Montecchio Precalcino si sta stringendo attorno alla famiglia di Eva Valerio. È un continuo via vai di persone nella casa di via Moraro che, schivando microfoni e telecamere, desiderano portare la propria vicinanza al papà e alla sorella che vivono qui e dove ieri sera sono arrivati i carabinieri a portare la drammatica notizia. Eva era uno spirito libero, figlia del suo tempo. Aveva terminato gli studi e la formazione alberghiera per girare il mondo. Si spostava spesso in Francia, ma tornava sempre qui, nei luoghi dove era nata, cresciuta e dove era stata amata da tutti. Una ragazzina allegra, contenta con tutti, parlava, era attrattiva, diciamo, e gentile. Una brava ragazza, e era andata a abitare via dal paese da qualche anno. E perciò l'ho persa di vista, però brave ragazze, insomma. Eva la conosceva da quando che è nata, sempre un chiacchierona, simpatica e buona, perché la metteva qua e disegnava. Ora ci spostiamo a Mestre, il parco di Villa Querini, ancora teatro di spiacevoli episodi. Dopo chi si è punto con le siringhe, un uomo è stato aggredito in pieno giorno. Mi sono ritrovato in mezzo a una rissa, mi è andata bene, sono rimasto in piedi, tutto quello che si vuole, ma comunque ci ho portato a casa una frattura composta del setto nasale. Il 1° gennaio, a mezzogiorno circa, quest'uomo, che per motivi di sicurezza preferisce non farsi vedere davanti alle telecamere, stava passeggiando con i suoi cani nel parco di Villa Querini a Mestre, quando 3 ragazzi ubriachi hanno lanciato una lattina. A quel punto lui, sapendo che poco distante c'erano parecchi bambini, ha chiesto al gruppo di comportarsi bene e di tutta risposta è stato picchiato. Un episodio che avviene a distanza di pochi giorni da altri. Prima una donna è stata strattonata e spintonata,
Poi a me è successo, fra l'altro, non in una zona, diciamo, nascosta del parco, ma passando in mezzo agli scivoli per i bambini, che uno dei miei cani si è infilzato un polpastrello con un ago. Dopodiché è successo quello che è successo a me, e in questi ultimissimi giorni, perché è una cosa che ho sentito 1 o 2 giorni fa, una donna che era lì col cane, che ha fatto i suoi bisogni, va a raccogliere quello che deve andare a raccogliere, e anche lei si è infilzata con un ago mollato lì. I residenti sono preoccupati e spaventati. Il timore è quello che dopo tutti gli sforzi fatti la situazione di pericolo e degrado all'interno del parco torni come prima. Anche fuori dal parco, nella zona davanti al tennis club, davanti al CONI, il ponticello che dà verso via Wolferrari eccetera, c'è una compravendita continua, c'è un bucarsi continuo, c'è un siringhe mollate in giro continuo. Dopo, quando qualcuno va via di testa, dopo non gli si può neanche dire più di tanto, perché alla fine l'esasperazione porterà solo a cose ancora più negative. L'unica cosa che si può fare, secondo me, bisognerebbe pattugliare tanto, perché almeno sta gente, se si sente osservata, se gli si mette addosso un po' di pressione, è vero che tanto non cambiano vita, però magari vanno da un'altra parte. Dopo dici, ma allora sposti solo il problema. E anche quello è vero, però se quantomeno gli mettiamo addosso molta pressione, chissà che sia la volta che lo vanno a fare solo a casa loro e che non facciano casini in giro. I residenti non hanno intenzione di mollare la presa. Ci presenteremo in procura, perché di certo non vogliamo che venga fuori la guerra di quartiere, però cercheremo di convincere le istituzioni che è ora di cominciare a muoversi in maniera quantomeno più evidente. Rimaniamo nel veneziano, insegne, terrazzini, fioriere. Un camionista è entrato con il tir in pieno centro a Porto Gruaro distruggendo ogni cosa. I residenti terrorizzati si sono dovuti chiudere in casa. Momenti di panico nella notte tra sabato e domenica, quando un ubriaco polacco di 45 anni alla guida di un tir è entrato nel centro storico di Porto Gruaro in via Mazzini, provocando danni per migliaia di euro. Erano le 4 e visto l'orario per strada non c'era nessuno. La via in cui si è insinuato il camionista viene definita la stretta, proprio per la conformità. Sembra una calle che unisce via Martiri a via Garibaldi nel cuore della città e tra i palazzi storici. Il 45enne ha ignorato ogni tipo di divieto, riuscendo a percorrere anche via Garibaldi e via Seminario, sfiorando le auto in sosta. Ha poi svoltato a sinistra su via Mazzini, abbattendo le insegne di una tabaccheria, i canali di gronda che portano ai pozzetti, i terrazzi degli edifici storici e ha sradicato vasi, fioriere e le tende dei negozi. Non si è fermato nemmeno quando gli specchietti della cabina di guida si sono staccati e un terzo sul davanti ha frantumato il cristallo anteriore. Solo quando si è ritrovato a pochi passi da via Martiri si è arreso davanti al portico alto 2 metri. A lanciare l'allarme sono stati i residenti terrorizzati da ciò che vedevano. L'arrivo dei carabinieri ha messo fine a questa distruzione. L'uomo è stato portato in caserma e sottoposto all'alcol test, risultato ovviamente alterato. È stato denunciato per guida in stato d'ebbrezza con infrazioni a seguito. Il sindaco Maria Teresa Senatore ha dichiarato che la vicenda, pur essendo evidentemente di matrice non terroristica, conferma a necessità l'impegno di mettere sempre in atto tutti gli accorgimenti necessari e previsti, quali varchi e misure di sorveglianza per le varie manifestazioni che si svolgono a Porto Gruaro, per le quali, ha detto, è doveroso che l'amministrazione garantisca primariamente la sicurezza delle persone nel contrasto ad atti sconsiderati. Ora ci fermiamo per un veloce break, ma torneremo per parlare di Panevin. Ben ritrovati in diretta, edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Dunque parliamo di Panevin dell'Epifania, che anche quest'anno nella Marca trevigiana hanno riunito migliaia di persone, una grande festa a cui hanno fatto però da contraltare i dati molto elevati sull'inquinamento.
Tradizione contro inquinamento, festa contro aria irrespirabile. Il giorno dopo i 200 panevin dell'Epifania, 10 solo a Treviso, nel capoluogo è scontro, perché i dati delle PM10 nell'aria sono impressionanti. 445 microgrammi per metro cubo d'aria, quelli registrati a mezzanotte dalla centralina di via Lancieri da Novara. 9 volte il limite consentito, un picco che non si è diradato alle svelte vista l'assenza di vento. E sui social ci si scatena, tanto da domandarsi in condizioni meteo del genere se non fosse il caso di annullarli i falò. Ma è una tradizione difficile imporre, la cancellazione di una cosa che ha la cui durata, la cui nascita si prendono dei tempi, che aveva anche dei valori anche diversi che forse andrebbero in qualche modo riscoperti. Si può certamente avere delle accortezze, sicuramente non bruciare cose che possono incrementare l'inquinamento, una durata anche contenuta, ma insomma credo che ci voglia una misura, come al solito, un po' di misura su tutto. Tra maggioranza e opposizioni è scontro aperto. Noi ci teniamo a mantenere queste tradizioni, è chiaro che è un sacrificio che viene fatto alla questione ambientale, sicuramente è un'eccezione che si fa una volta l'anno. C'è da dire che in un ambito più allargato non incidono solo su Treviso, ma su tutta la provincia di Treviso, e quindi abbiamo accettato questa condizione. Vedo molti esponenti del Partito Democratico che non si ricordano quando andavano a organizzarli loro, a festeggiare o a bersi del vin brûlé e della pinza, e quindi probabilmente le elezioni del 2018 le hanno fatto perdere un po' la memoria. Manera ricorda anzi che nel 2015, a metà mandato dell'amministrazione Manildo, il dato era proprio 450. Ma io ci partecipo ancora, le tradizioni appunto sono importanti, sono belle e è giusto andarci. Io vado sempre al Panevin. Dopodiché sono consapevole però che ad oggi la pianura padana è una delle zone più inquinate del pianeta e dobbiamo non smetterla di chiuderci gli occhi di fronte a questi dati. Mi sembra che sia chiaro che qui c'è stato proprio un attentato alla salute e chi ha la responsabilità politica, amministrativa della città e dei cittadini dovrebbe farsi un serio esame di coscienza e invece di giustificare queste politiche chiedere scusa e cambiare assolutamente rotta. Farne meno, più controllati, più piccoli, perché va tutelato assolutamente la salute delle persone più deboli. Quello che non si può discutere è che domani, 7 gennaio, settimo giorno dell'anno e settimo anche di sforamento della soglia tollerata di PM10, in città scatterà l'allerta arancione con il blocco anche dei veicoli a diesel Euro 4. Ora invece ad Arcade, dove nonostante le polemiche sullo smog, in 7.000 si sono ritrovati attorno al Panevin più grande della Marca. Ad accenderlo il governatore Zaia con il sindaco Presti, dopo 10 anni al suo ultimo Panevin da sindaco del paese. Il popolo risponde bene a queste tradizioni, come diciamo noi, piuttosto che si perda una tradizione meglio che si bruci un paese. Ha commentato così il governatore del Veneto l'appuntamento fisso con la polemica sui panevini e l'ha fatto dalla catasta più alta della Marca, ad Arcade, che si fregia del titolo di paese del Panevin. Oltre 7.000 gli spettatori che non sono mancati con quello che da sempre è il rito della luce, dal quale si traggono gli auspici per l'anno appena iniziato. Noi siamo un popolo che ha coesione, che guarda al futuro con positività e questo penso che sia assolutamente foriero di bei risultati. Ovviamente ci aspettiamo l'autonomia che cerchiamo ovviamente di difendere fino in fondo, visto e considerato che abbiamo già sono già passati 2 anni dal referendum, per cui ancora siamo al lavoro per l'autonomia. E nel giorno della Befana Zaia ricorda come dalla regione ci sia comunque stato un regalo ai veneti. Siamo l'unica regione in Italia che non applica tasse regionali, quindi quando leggo che qualcuno dice hanno applicato i ticket regionali vuol dire che non si sa neanche di cosa sta parlando. 1.179 milioni di euro all'anno che la regione Veneto, unica in Italia, ha chiesto di non applicare. Panevin che ha fatto un po' fatica ad accendersi, mentre tra la gente c'era un po' di confusione sulla tradizione. Perché tutti guardano il fumo? Per sapere come va l'anno, se va bene o no. E quindi cosa deve andare? Verso il dritto, non lo so, verso Point, no, o verso Mattina se non sbaglio. Che l'aria deve tirare sempre verso il Veneziano. Qua praticamente li fanno il processo alla vecchia, giusto? E nel più tipico segno dei tempi arriva dall'integrazione la risposta giusta. E da dove viene? È dal Marocco. Ecco, allora ci vuole raccontare come funziona il Panevin, cosa si deve guardare? Sì, buoni. E il fumo cosa serve? Cosa c'entra? Si porta fortuna quello. E dove deve andare perché porti fortuna? Verso Montebelluna.
Per la cronaca il fumo per diverso tempo non ha preso alcuna direzione, salvo poi spostarsi verso sud-ovest con pronostico positivo nel quale ognuno ha riposto i propri desideri. Tanta fortuna e tanta pace. Pace, tranquillità e felicità per tutti. Una cover per il cellulare. E tra i desideri inevitabile quello di Domenico Presti, visibilmente emozionato all'accensione del suo ultimo Panevin da sindaco di Arcade. Il mio desiderio sarebbe quello di vincere la campagna elettorale espresiana, se gli espresianesi vorranno, e continuare a fare il sindaco è una cosa comunque che mi piace molto, amo la gente, quindi il desiderio mio ovviamente come quello di continuare a fare il sindaco. Grande festa invece oggi in Canal Grande per la tradizionale regata delle Befane, da più di 40 anni appuntamento fisso dell'Epifania veneziana. Befane solcano a colpi di remo il Canal Grande. Ad accoglierle pende dal ponte di Rialto un'enorme calza. Se contenga dolcetti o carbone non ci sono dubbi. La regata delle Befane, nata nel 1978 dalla felice intuizione di due soci della Reale Società Canottieri Bucintoro, è oramai diventata una piacevole tradizione dell'Epifania veneziana. A sfidarsi 5 mascarette condotte da gondolieri over 50 abbigliati per l'occasione. Partenza da San Tomà, giro del Paleto a Rio di San Polo e arrivo per l'appunto sotto il ponte di Rialto. A vincere per la cronaca è stata la mascaretta marrone di Riccardo Romanelli, San Vio, che ha preceduto la gialla di Sandro Inchiostro, Saccarosio e l'arancione di Francesco Guerra, Malaga. Ma soprattutto la regata è stata come sempre una bella festa. Tante persone assiepate lungo le rive dei canali e sul ponte simbolo di Venezia, e a fare da cornice alla competizione barche a remi, con a bordo, oltre che tanti sostenitori, anche Babbi Natale e Befana, e in riva del Vin le Pink Lioness in Venice ad offrire caramelle e dolcetti per i più piccoli e cioccolata calda, tè e vin brûlé per gli adulti, a celebrare un appuntamento che dà anche idealmente avvio alla stagione remiera 2020. E si parlerà sicuramente di Panevin e smog questa sera 20:10, perché ospite in studio sarà il sindaco di Treviso, Mario Conte. E poi dalle 21:15, come sempre, l'attualità politica sarà protagonista della prima serata del lunedì di Antenna 3, perché torna Ring con in studio Marco Marin di Forza Italia, Gian Antonio Darè della Lega, Simone Scarabel del Movimento 5 Stelle e Roger Demenec del Partito Democratico. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, io vi lascio alle previsioni del tempo per domani, arrivederci. Bentrovati al Meteo. L'Epifania tutte le feste porta via, dice il proverbio, ma la festività non riesce a scacciare l'anticiclone che rimane a farci compagnia e a influenzare il nostro territorio. Il dettaglio del 7 gennaio. Sul Veneto precipitazioni assenti, ampio soleggiamento con cielo poco nuvoloso ovunque. Attenzione solamente a nubi basse e nebbie, localmente anche fitte sulle aree meridionali della regione. Temperature in lieve calo a causa di correnti artiche scandinave che lambiranno l'Italia, minime sotto zero quasi ovunque, massime tra 4 e 6 gradi. Situazione praticamente identica anche sul Friuli Venezia Giulia, con tempo stabile e sarà soleggiato solo con qualche addensamento. Temperature minime sopra lo zero solo a Trieste, massime tra 6 e 8 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige. Poche novità, anche qui sarà il sole a prevalere su tutti i settori, cielo sereno o velato. Temperature minime sotto zero, massime tra 9 e 10 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.